Ho presentato un'interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per chiedere interventi immediati e concreti a tutela della provincia di Agrigento, colpita lo scorso 1° ottobre da un violento nubifragio che ha provocato enormi danni e la tragica scomparsa di una donna. L'interrogazione parlamentare sul dissesto idrologico in Sicilia è stata presentata dalla parlamentare agrigentina onorevole Giovanna Iacono del PD ed evidenzia come la Sicilia, in particolare il territorio agrigentino, resti altamente vulnerabile al dissesto idrogeologico e come le politiche di prevenzione e messa in sicurezza adottate fino ad oggi risultino inadeguate. Nonostante gli annunci continui alla parlamentare agrigentina Iacono e le risorse stanziate, la capacità di programmazione spesa della regione siciliana, a cui è affidata l'attuazione degli interventi, rimane drammaticamente insufficiente. Nel testo la parlamentare Iacono chiede al governo di chiarire quali interventi concreti già finanziati riguardino la provincia di Agrigento, quali misure urgenti si intendono assumere per proteggere quei tentativi di nuove tragedie. È inaccettabile, prosegue Iacono, che in Sicilia si continui a vivere in condizioni di pericolo reale e quotidiano, mentre il governo concentra la propria attenzione e le proprie risorse sulla grande e dannosa opera del ponte sullo stretto, che nulla ha a che vedere con la sicurezza del nostro territorio. La Sicilia, conclude Iacono del PD, non ha bisogno di progetti faraonici, ma di manutenzione ordinaria e straordinaria, di opere strutturali concrete e puntuali e in grado di proteggere la cittadina e i cittadini e restituire sicurezza a un territorio fragile.